Tempo una manciata di giorni e i cartelli stradali saranno installati, dopodiché diventerà realtà la chiusura ai camion del centro che interesserà via San Michele, via Roma, via Vittorio Veneto e via Nuova Trevigiana Casale. Stop ai camion dunque dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 18. Non alle 19 perché il divieto avrebbe causato disagi troppo pesanti alle ditte che si trovano verso Quarto d'Altino. I camion in transito nelle 4 ore di stop dovranno percorrere circa una ventina di chilometri in più per arrivare a destinazione. L'area off limits sarà a nord all'altezza del rondò del cimitero e a sud all'altezza della rotatoria tra via San Michele e via del Barcaro. La sperimentazione durerà fino a giugno. Per i primi giorni l'amministrazione comunale annuncia tolleranza, poi scatteranno le sanzioni da 85 euro. Si cerca di proteggere la fascia scolastica, quindi dalle 7 alle 9 di mattina, quindi l'accesso ai plessi scolastici, e poi alla sera dalle 16 alle 18, anche qui in questo orario, perché chiaramente chi fa rientro, soprattutto gli alunni delle primarie e delle secondarie, si cerca di proteggere loro, quindi in questa fase in cui escono dai plessi chiaramente saranno più protetti da questo punto di vista.